Un sorriso strappato alla vita troppo presto da un tragico incidente stradale. Chiara Lamendola, 24 anni, di Agrigento, è morta ieri nel tardo pomeriggio. Era alla guida del suo ciclomotore, uno Scarabeo Aprilia, sulla strada provinciale 71 in via Cavalieri Magazzeni, a pochi metri dalla chiesa di San Gregorio. L'asfalto era scivoloso a causa della pioggia. Sulla strada una grossa buca piena d'acqua e fango. Forse Chiara non ha fatto in tempo ad evitarla, ha perso l'equilibrio ed il controllo del mezzo, finendo contro un'autovettura, una Nissan Micra, guidata da un pensionato di Agrigento. L'impatto scaraventa la giovane con violenza sul selciato. Il mezzo a due ruote continua la sua corsa per altre centinaia di metri più avanti. Immediati soccorsi, Chiara Lamendola viene caricata su un'ambulanza del 118 diretta in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, ma prima dell'arrivo il decesso. Sul luogo dell'incidente è immediato l'intervento anche dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia locale. Ancora al vaglio la dinamica, a causare l'incidente probabilmente la buca nell'asfalto. Le ipotesi sono o che la ragazza abbia perso il controllo del mezzo attraversando la buca o che abbia perso l'equilibrio nel cercare di scansarla. Chiara era una ragazza giovane e solare, amava la musica ed in particolar modo cantare. Spesso si recava nei vari karaoke della città in compagnia del fidanzato. Lavorava come commessa in un negozio d'abbigliamento. Una morte che ha sconvolto madre e padre, i due fratelli di Chiara, i familiari tutti e l'intera città di Agrigento e le tante persone che ieri sera stessa si sono recate in via Cavalieri Magazzeni, luogo dell'incidente, per porgere un saluto alla ragazza. Una testimonianza d'affetto e di solidarietà al dolore della famiglia, occasione di preghiere e di raccoglimento per una morte che lascia la tristezza nei cuori.